tutti, benvenuti ovviamente anche da parte mia, da parte nostra, insomma, il tatuatore innamorato. Io comincio con una cosa triste però, perché hai detto che è l'ultimo, è l'ultimo. Sì. Sei proprio sicuro, non riusciamo a convincerti? Allora, come sempre, fa 5-6 anni uno sento chiuso, cioè, questa mi accompagna da 18 anni come una moglie, a un certo punto, sì. Capite che siamo stufi di sdotto. Dov'è Paola? Non c'è? Leggermente no. No. Quindi insomma, no, sento, poi magari su questo torniamo, no? Sento che ha fatto un percorso, ha raccontato grosso modo 10 temi ambientali, che è il motivo insomma che sta dietro queste narrazioni. Non ce ne sono da aggiungere, più di così non credo, e poi cammina con le sue gambe come fa un figlio, ha il corpo di Battistone, ed è giusto che, cioè, è anche bello che un proprio personaggio diventa di fatto il personaggio di un altro, perché Battistone lo fa proprio con fisicità, non è soltanto pagato per fare l'attore, è un personaggio che gli piace, ed è il motivo per cui si va in televisione, non per merito mio. Lui ha comprato i diritti 5 anni fa, e da 5 anni suona a campanelli finché è riuscito ovviamente poi a fare questo. Quindi è una cosa che mi fa molto piacere. Tra l'altro l'avevamo visto anche al cinema prima che sì, sul piccolo certo. schermo sì. il 30. Se ti abbraccio, No, con finché il c'è prosecco. Sì, con la regia. Ed è partita da lì, no? La sua passione per questo ispettore è partita dal film. Lui non è bastato il film, no? E quindi poi ha lavorato come fanno quelli che hanno anche capacità, e anche se vado io a suonare campanelli alla RAI, cioè, la mia bellezza, ma insomma. E invece lui è riuscito, un'operazione complessa, perché come sempre dietro questa cosa sono cose davvero complesse. Sì, poi magari ritorneremo anche ad approfondire certo. il tema della TV, delle trasposizioni cinematografiche e televisive, perché insomma per uno scrittore non deve essere semplicissimo, ma insomma concentriamoci intanto su Stucchi alle prese con un delitto, la morte di un tatuatore trevigiano, il migliore, si dice, tanto che si è guadagnato l'appellativo di Michelangelo, quindi c'è qualcosa che rimanda inevitabilmente all'arte, certo. All'arte del tatuaggio. Come mai il tatuaggio? Tu hai detto esaurito le tematiche ambientali. Sì, tranne il fatto che l'ultimo territorio che ci rimane, l'ultimo paesaggio su cui possiamo agire è il nostro corpo, di cui spesso non abbiamo alcuna cura, che è un luogo, se volete, non ammobiliato, per cui arredarlo è uno dei modi con cui arrediamo il nostro corpo. È un mondo complesso, quindi non è un saggio sul tatuaggio. L'ho cominciato a scrivere all'inizio del 2023, quindi avevo già l'idea, non sapevo quando avrebbero fatto la serie televisiva, sapevamo che l'avrebbero fatta, e io volevo raccontare un'ultima storia comunque, quindi non è che l'ho fatta 3 mesi prima perché esce la serie, quindi è un libro che si è già chiuso prima dell'estate, quindi prima di sapere esattamente i meccanismi. Volevo raccontare questo, volevo raccontare il corpo come noi, uno dei modi che abbiamo di prestare cura al corpo, insomma, nel bene o nel male, perché insomma, il tatuaggio è tante cose. Ho dovuto entrare in contatto con un mondo difficile da contattare, quindi io ho dovuto poi alla fine, ho letto tutto quello che si può leggere, alcune cose molto belle, sono libri molto belli sul tatuaggio, sulla storia del tatuaggio, e poi ho contattato una tatuatrice di Torino e un tatuatore di Conegliano, che sono quelli che mi hanno detto che cosa succede quando tu punzecchi la pancia di qualcuno. Sì. E poi sei andato ovviamente a riscoprire e a mettere in un giallo un'arte che è antichissima, perché certo. Se pensiamo anche alla mummia Ötzi, sono stati rinvenuti, certo. Quindi è una pratica antichissima. Certo, sì, che ha una storia, se non so, noi siamo, chiaro che sapete che gli italiani sono tra i 25 e i 50 anni circa, siamo i più tatuati d'Europa, no? E lo si vede in spiaggia, lo si vede, vedete quanta, con intensità soggettive diverse, cioè da ciao amore, da corpi interi, no? E dietro questo mondo, che è anche un mondo di moda, un mondo che muove economie non piccolissime,
Dietro a questo c'è appunto, lo faccio scrivendo viva il supermercato di casa, chi invece disegna cose molto artistiche, molto costose, l'arte costa in questo caso, e lo fa per una miriade di motivi che sono l'arte pura, il narcisismo puro, la simbologia, il sostegno di se stessi, un ricordo, l'idea che se ti fai un drago diventi un drago, perché c'è anche questa idea che il disegno può far esprimere il potenziale dei tuoi comportamenti, cosa ovviamente su cui possiamo discutere all'infinito, no? Però insomma mi ha più intrigato mentre scrivevo di quanto era l'idea all'inizio, cioè poi entrarci dentro. Per esempio ho mandato decine di domande ai tatuatori, due tatuatori, che mi hanno risposto se potevano fare un libro solo su quello, quando ti raccontano cosa accade quando sono sopra una persona, il dolore, le reazioni, cosa avviene. Si comunica con un bravo tatuatore, non con uno di corsa, più di quanto lo si faccia con lo psicologo, col terapeuta. C'è un'intimità fortissima tra il bravo, quello che viene riconosciuto a essere un artista del tatuaggio. Quindi quello che va lì non è soltanto è uno che poi racconta delle cose, dice ma io vorrei questa cosa, ma no, ma il tuo corpo, e lì si apre un mondo di comunicazioni e anche di relazioni anche complesse. E tu ovviamente racconti in chiave narrativa, in chiave poi anche di investigativa, ma soprattutto in chiave umana, perché prima di tutto questo non è un giallo, è un grandissimo atto d'amore, un'indagine sull'amore, un'indagine sull'amore in tutte le declinazioni dell'amore, perché l'amore genitore-figlio, è l'amore tra allievo, è l'amore inteso in senso tradizionale, classico, tra due persone che effettivamente si amano, ed è anche l'amore per una professione. Certo, sì, hai colto io stranamente che non scrivo mai da questo punto di vista il segno che è l'ultimo. Io in realtà nei miei libri l'amore insomma passa sullo sfondo e così ci si muove così, no? Invece qui è anche una fase di vita, è anche una fase sociale complessa, viviamo anni insomma non facili. È chiaro che l'umore del mondo in cui vivi poi diventa anche all'interno della scrittura. Quindi hai colto bene, perché è una sorta di, se vuoi, di disegno formato dagli amori, no? Uno che mi ha sorpreso scrivendo, che non era progettato, è il rapporto tra il giovane tatuatore e il vecchio tatuatore, che è un rapporto non soltanto tra due artisti, no? Ma è un rapporto tra un adulto e un non figlio. Quindi un adulto che si prende carico, come dovrebbe essere, dell'educazione, della formazione di un giovane su cui spende delle cose, e non a caso gli ho dato il nome di Onesto, perché a me piacciono gli onesti. Ho questo difetto mentale. Onesto con l'H. Con l'H, perché sai, perché questo la dico subito, no? Onesto Bataillon è il nome della scuola dove va mio nipote in Spagna, che vive nelle Asturie, no? Ed è una scuola pubblica, perché c'è stato un asturiano che è andato in Argentina, ha fatto i soldi, si chiama Onesto Bataillon, no? Torna in Spagna e cosa fa il ricco Onesto Bataillon, no? Stiamo parlando degli anni 50, regala una scuola ai ragazzini del suo paese. Capite? Cioè onesto di nome e di fatto. Ed è un esempio, no? Qual è il concetto? Ho fatto i soldi, ma voglio che questa parte di questi soldi diventi futuro, cioè educazione dei bambini, fatta appunto. Chapeau, no? Chiaro che queste cose qui. E Onesto è un personaggio molto molto interessante, ma non vi racconteremo altro, perché è un personaggio che va veramente scoperto, assaporato, conosciuto e studiato, con la pazienza poi che ha usato Fulvio nel presentarcelo e nel farcelo conoscere. Ecco, hai distillato gocce e di essenza di onestà e di onesto, mi viene da dire. L'acqua, tra l'altro, a proposito di distillato, non c'entra l'acqua, ma insomma mi ha richiamato l'immagine proprio della goccia. Ovviamente è un altro degli elementi che compare spesso, vuoi perché Treviso, che è la città nella quale è ambientato il tuo
tuo poliziesco è una città d'acqua, però insomma una città, e l'acqua è sempre un elemento vivo, e un elemento che una volta, almeno il Sile perlomeno, era ancora più vivo, lo ami. Sì, io ricordo i primissimi stucchi che correvano lungo la Restera. Ecco. Amo il Sile, amo l'acqua, purtroppo Stucchi non va più a correre lungo la Restera, perché Stucchi, dopo, finché c'è Prosecco c'è Speranza, ha assunto un'altra elasticità muscolare, e quindi correre rapidamente lungo la Restera gli è un po' difficile. Quindi come non compare più la solita frase, l'ispettore Stucchi corre velocemente verso la porta. No, alla sua età. Detto questo, non posso fare altro. No, il Sile, se fossimo norvegesi avremmo fatto le chiese attorno al Sile, abbiamo fatto il più grande fiume risorgiva d'Europa, su cui abbiamo fatto un parco del Sile di cui non voglio tediarvi perché io ne vivo nel parco del Sile, e una cosa proprio da supermercati, un capolavoro della morfologia, della geologia che abbiamo fatto di tutto, ma comunque corre perché è un fiume coraggioso, fa 80 km di curve cercando di schivarci, ma non ci schiva, quindi non che fa. E in altri contesti civili lo avrebbero tutelato in maniera diversa, perché è un irripetibile, fare un vino sul Sile. Doveva essere la farfalla d'acqua, no? Vedi? E tutto torna. So. Tutto torna. Adesso stiamo facendo le cose così. Sì, e quindi questo fiume, questa presenza, che è una presenza silenziosa, calma, placida, ed è anche un cimitero. È anche un cimitero, il cimitero dei Burchi, no? Certo. Questo ha una sua fama, perché dopo Silea, non so se qualcuno di voi, insomma, è molto bello, il Sile è molto bello, no? Vale la pena camminarci, attraversarlo. Dopo Silea hanno abbandonato, a partire dagli anni 70, i vecchi mezzi di trasporto che dalla fiera, cioè dal porto di Treviso, portavano le merci verso Venezia, insomma, le smerciavano. Lungo corrente in discesa, ovviamente poi veniva trainato da cavalli e anche da buoi, insomma. Lo abbandonano perché ovviamente il camion è meno costoso, trasporto su gasolio, no? Diventa meno costoso, e quindi li abbandonano. Zona bellissima, anche qui si potrebbe gestire davvero molto meglio. Comunque sono rimaste delle tracce di questi grandi, enormi barconi, da cui emergono i grandi chiodi che tengono unita la struttura, e c'è molta gente che viene a vedersi, e c'è anche un tentativo di farci, insomma, fotografie, di farci dei libri sopra, dei libri ovviamente di immagini, dove si vedono non solo i Burci, ma si tende anche a recuperare il nome, alcuni, insomma, un po' di storia, che è stato l'ultimo capitano insomma, c'è un tentativo di fare, e sono un esempio di un pezzo di tempo che si è fermato lì, ed è giusto che si è fermato lì, e magari andrebbe un po', adesso è chiaro che con queste ondate d'acqua diventa complicato, è piene, sono complicate. Zona di Burci poi tra l'altro andate perché c'è la Villa Pendola, perché il Sile è stato deviato, no? C'è l'arco del vecchio Sile, perché poi hanno fatto la centrale elettrica, quindi l'hanno raddrizzato verso Silea. C'è tutta l'area di Villa Pendola, che è una specie di, sono dei laghetti, ed è una sorta di isola in mezzo al vecchio fiume e al nuovo fiume, che è davvero carina, molto molto carina. Nel tatuatore Lamorato io ho letto anche una vena di malinconia, una vena di nostalgia, un che di ripiegamento. È una lettura che in qualche modo condividi questa, o è un'impressione soltanto mia? No, chiaro che c'è, non a caso, il simbolo, l'effimera, che è un insetto stratosferico sul valore simbolico, ma anche come organismo vivente vero, che apparentemente è il simbolo
del facciamo tutto subito, di tutto transitorio, tutto. In realtà è un insetto che vive 2 anni come larva, è un bioindicatore importante. Ovunque vedete effimere, l'acqua è decentemente buona, no? Un bel insetto adulto verde, vive da un giorno a una settimana e vive solo di amore, anzi di sessualità, perché dopo aversi passato nelle biblioteche dei fondali dall'acqua, poi se la gode per un giorno, 2 giorni, 3 giorni, ed è solo riproduzione. Su questo non voglio annoiarmi, ma è una storia bellissima. L'effimera non è l'idea la vita finisce, il contrario, la vita è importante. La simbologia dell'effimera è, oh sì, no, godiamoci, no, l'effimera è il fatto che proprio perché la vita è bella, ogni istante, no? Diventa effimero ma diventa profondo, va vissuto. C'è in questo senso il libro un inno a rispettare la vita in un periodo in cui corriamo guerre, viviamo cose, non si può aprire un telegiornale senza piangere come dei pazzi, e questo è stato l'umore di cui anche Stucchi si è trovato con un ambiente in cui l'ironia non basta più come arma, diventa un'armetta, ci vuole qualcosa di più, ti prende ovviamente un po' di malinconia, e anche perché quando spesso si ha a che fare con gli amori trovi dentro esaltazione, ma trovi anche follia, trovi tutto anche qui un arcobaleno di stati d'animo, certo, e di atteggiamenti. Questo della malinconia in qualche modo ci così costringe anche a riflettere sulle stagioni della vita, e sempre tu le hai rappresentate nei tuoi romanzi, vuoi anche semplicemente attraverso la presenza e il legame di parentela tra lo zio Cirus e Stucchi, e anche qui è una riflessione volerla leggere forse come proprio sulle stagioni, il avvicendarsi delle stagioni della vita, e anche l'approssimarsi a non dico un epilogo, però comunque a un tramonto che può essere una chiusura dello spettacolo, alla fine spettacolo. No, è chiaro che la presenza, no? In questo caso tu hai citato lo zio, no? Lo zio è la quota di persianità. Io quando apro con Commessi di Treviso, sono uno che ha sposato una trevisana che però viene da Musini di Piave, che insegnava a Mestre, era un foresto, era un foresto, va bene, io ai trevisani gli metto robe che un po' li scuotono, io gli faccio fare un poliziotto che contemporaneamente viene dalla questura di Venezia, insomma è un veneziano, e ha la mamma persiana, quindi è un foresto, mezzo foresto. E dopodiché questa cosa mi ha accompagnato, in realtà un omaggio al mio migliore amico che è un medico del lavoro, che è un iraniano. Io ho fatto l'università, io da agrario e lui da medico del lavoro, e abbiamo vissuto, i figli reciprocamente ci chiamano zii, no? I suoi figli mi chiamano zio, mia figlia chiama zio Mohsen Afzali, anche il dottore di cui sto parlando. Però lui mi ha permesso di seguire, credo di avere un po' di esperienza su questo, la situazione iraniana da 40 anni. Io sono 40 anni che so che cosa accade in diretta in Iran attraverso lui, e studiamo la geopolitica dell'Iran, per cui adesso non è che sapessi che accadeva il 7 ottobre, no? Ma non ho una laurea in geologia, in geopolitica, per sapere cosa stava accadendo in Medio Oriente. Quindi io, quando scrivo questo libro, faccio partire lo zio e lo faccio tornare in Iran, perché lo zio dice: io voglio morire in Iran, e torna da rifugiato politico, perché come il mio amico è scappato perché suo padre, che era un laico, quando si è reso conto che le cose andavano male, ha preso i figli e li ha mandati a studiare qui da noi, uno è diventato medico e un altro ha fatto un'altra cosa importante, no? E sono rimasti poi qui, no? Il padre ovviamente aveva la sua età, ed era un venditore di tappeti. Il padre era il classico borghese ricco di Teheran che faceva questo lavoro, eccetera, no? E quando insomma penso che cosa sta accadendo con lui, insomma all'inizio dell'anno scorso stavamo, lui sentire, adesso non voglio annoiarvi, ma avere parenti che in diretta ti raccontano cosa succede nelle strade di Teheran con la polizia morale, è un colpo. Poi noi parliamo di poca libertà qua,
manderei tutti a... non avete idea, c'è gente che muore la sera perché sta combattendo per la libertà, non per telefonia, cari, la libertà. Qua, se fossimo in Iran, nessuna donna potrebbe venire dentro senza velo, nessuna donna potrebbe prendere un libro di cui io faccio la dedica. Nessuna. Tanto per dire cosa vuol dire via, no? Quindi quando io queste cose le vivo, le sento, me le racconta costantemente, decido, no, che quello che vorrebbe fare lui è andare a morire in piedi in Iran. Cioè è un vecchio di 78 anni, 76 non mi ricordo più, che decide che lui torna clandestinamente, perché non può mica tornare in via turistica, è uno come arriva dentro il regime che piantano colpi sugli occhi ed è secco, torna clandestinamente e dice vado in piazza e muoio in piazza per la libertà, punto, assieme ai miei giovani. Quindi è chiaro che questo è un fatto di malinconia, ma è un fatto anche di coscienza civile e di vitalità. No? E questa è una cosa che mi colpisce, volevo dire, ma è una cosa che è importante. Sì, tra l'altro una cifra che tu hai sempre difeso, questa proprio dell'impegno civile, oltre che della denuncia soprattutto dal punto di vista degli illeciti ambientali, assolutamente. Si parlava di un romanzo che non è solo un poliziesco, ma è anche un romanzo che parla di amore, delle tante forme di amore, però ha un inizio che è legato a un elemento testosteronico, una città testosteronica, una città a Treviso, una società anche che insomma vive di competizione, di aggressività, di rabbia. E questo un po' lo viviamo, insomma, la fase testosteronica nel mondo, no? Io sono insegnante di chimica, stato insegnante di chimica, è chiaro che testosterone, insomma, tutto ciò che finisce in one è un ketone, me la sono goduta, ho giocato, è chiaro che sapete che in America il testosterone è illegale, lo si usa per occuparsi delle botte, per fare incontri, c'è un commercio del testosterone di sintesi. Poi sul piano del gioco narrativo, sapete che è quello che caratterizza le strutture secondarie maschili, lo produce un po' anche la donna, cala con l'età, ovviamente dal 40° anno cala lo 0,8% ogni anno, non si può farci niente, è la fisiologia. No? Possiamo fare quello che vogliamo, ma... Dopodiché però qual è il segnale? No? Che, quindi questa è un po' l'ironia giocata, che anche Treviso, che è una città a 100.000 abitanti, vivibile, eccetera, è una città che vive situazioni di tensione, di aggressività, le famose baby gang non solo a Treviso, ma basta pensare a Mestre, sulla stazione, Padova, Vicenza, e quindi c'è un aumento dell'aggressività generale in questo paese che ti fa pensare a da dove, perché siamo così aggressivi? Ma nella vita quotidiana, cioè io sono tornato da 7-8 giorni in Spagna, città di 300.000 abitanti, se uno ti urta o tu lo urti, subito si gira, perdona, come dire, qua ti trova uno che i posteggi adesso prima venendo, c'è una strisciante tensione che uno dice, ma da dove viene? Ho giocato sul testosterone, ma c'è colpa di cosa? Del telegiornale, di come lavoriamo, è una cosa di cui bisogna fermarci a riflettere perché non è normale avere decine di ragazzini che girano col coltello nelle nostre città. Non è normale, dico anche se insegnante, sapere che in alcune scuole c'è gente che, ma io lo sapevo quando andavo a Mestre, ragazzini che escono col coltello. Che famiglia è quella che educa un ragazzino a uscire col coltello? Che rete collettiva umana è quella che fa sì che sorridiamo meno, non chiediamo scusa, non ci fermiamo, siamo sempre, no? Colpa di qualcuno. Oslo, 800.000 abitanti, la gente ride. Perché? Ha un governo migliore, peggiore, è l'aria, sono i boschi, Sile che è meno inquinato. Cioè, perché siamo così? E quando io ho iniziato Stucchi, no, la Treviso era più sorridente, cioè questo è un dato su cui... Allora uno che come me non vuole solo scrivere, no? Voglio anche dire, io sono convinto di voler dire le cose, uso la penna perché leggo delle cose e ho una visione del mondo
cerco di non tarmare i miei lettori, non faccio ideologia, no? Ma se ti dico guardati intorno, usa come un meccanismo di campionamento il fatto che se tu fai una strada, gente che sorride lo 0,03, questo è un indicatore. Se tu lungo la strada trovi 5 persone che ti spinge, è un indicatore, capite? Questo voglio dire, no? Perché siamo così, è anche un compito di chi fa cultura, i librai, dei lettori, di riflessione su di sé, di guardarci allo specchio. I libri dovrebbero servire anche a questo, sono un'occasione in cui tu trovi una storia che può piacerti o meno, spero che piaccia naturalmente, ma che anche ti faccia un zzz, e ti permetta di intervenire adesso su alcune cose o di pensarci. E quindi è chiaro che il testosterone, insomma, lì è il simbolo dell'aggressività. Il simbolo dell'aggressività. Dicevi quando hai iniziato con Stucchi conoscevi una Treviso sorridente, più sorridente e più allegra. È rimasta pettegola però. Vabbè sì. Tu vorresti sapere una Treviso modificata geneticamente, che è impossibile. Come ti giri, quella è la sua natura, no? Quindi resterà così. Peraltro la tensione ti fa ancora più tristezza perché è una città bellissima, di grande possibilità di vita. Cioè, io i trevisani non sono molto innamorato, ma di Treviso è una città in cui mi piace, quando cammino a Treviso mi piace, cioè, è una cosa gradevole. Quindi mi piacerebbe che fosse sempre sorridente. Piacerebbe anche a noi, ma dovremmo forse cominciare ciascuno di noi a sorridere un po' di più. E visto che stiamo parlando di stati d'animo, di sensazioni, ecco, c'è spazio in questo romanzo anche per quei momenti bui, quel filo di depressione, quell'incapacità anche di affrontare, di sostenere il mondo con le prove quotidiane. Allora, anche qui vedete, cosa succede quando scrivi, essendo aperto al mondo, no? Quando decido, no, che morirà un tatuatore, un po' dopo accade quella di cui oggi insomma, c'è il processo della vicenda di Giulia Cecchettin, no? Che è una vicenda, se volete, di tragico amore, no? E io ho una figlia femmina, naturalmente. Quindi sento questa cosa con molto dolore e anche con molta riflessione sul modo. Pensate che io quando insomma, i primi giorni che era scomparsa, io ero con il vice direttore della Tribuna e ci siamo detti subito, morta subito. E quindi queste cose qui ti ruotano nella testa, no? E quindi attorno al tatuatore c'è un amore che è un amore di questo tipo, un po' mal affrontato. L'amore è una cosa seria, come la vita è una cosa seria. Questo è il problema. Che, sorprendentemente, molti di noi, una parte di noi, speriamo una frazione piccolissima di noi, ha una tale, come dire, superficiale adesione all'affettività, alla relazione, no? L'idea dell'altro, che è suo, l'idea che, lo dico perché in quanto figlio con compagno, sapete che per i genitori i compagni delle figlie sono dei deficienti in partenza, quindi non posso fare niente, ma ti rendi conto che crescere significa riconoscere l'importanza delle cose, lo spessore, la delicatezza, l'attenzione, capire il contesto, no? E quindi crescere e invecchiare anche è, come dire, fare un tappeto persiano sempre più ricco, no? Di colori, di sfumature, di intrecci. Poi trovi quello che decide che tu sei mia e senza sta comito copo. Punto. La semplificazione assoluta, crudele, no? E anche qui ti interroghi, ma da dove vieni a trovare? Cioè, com'è possibile produrre un individuo di questo tipo? E questo è ovviamente nel romanzo è facile, si affronta, nella vita è molto più complesso. Quindi il romanzo c'è un problema, c'è una soluzione, no? Qui c'è un modo di
di dire se ho un problema io ho anche una soluzione. Il contrario invece, la famosa frase non riesco a vivere senza di te, e ti colpo. Sei tu, cioè, sei tu che non riesci a vivere senza di me, perché è colpa mia? Cioè, cosa c'entro? Capite? Ma arriviamo a queste cose qui che hanno una struttura logica e poi fattuale. Poi c'è uno che dice ma no, caspita, troc, perché non riesco. È il contrario di quello che tu vai dicendo, no? Anche qua sono elementi di riflessione. Anche qua ogni tanto il giallo, no? Penso a Carlotto, insomma, che fa del giallo uno strumento di carotaggio sociale e civile, no? Carlotto è stato un esempio del nord-est di come si racconta ciò che sta dietro, no? Naturalmente io l'ho fatto sulle questioni ambientali, no? Ma questa volta qui la coincidenza di una crisi internazionale, di un delitto davvero, una ragazza così in piedi, capire è una cosa davvero, un genitore resta colpitissimo, non è una cosa che non puoi, che non dormi, no? Spazzare via una ragazza nel momento in cui si laurea, anche la simbologia nel momento, cioè la bifurcazione della sua vita, queste cose qui. Dopodiché noi viviamo, andiamo oltre, ci superiamo, facciamo, e chi vuole riflettere riflette, chi non vuole riflettere non riflette. Nel libro questo è ovviamente non un elemento, come dire, un baricentro, è un elemento di riflessione su cosa si inciampa nella vita, sugli inciampi del vivere, che ci sono ovviamente. Che ci sono e che tu non perdi di occasione di ricordare con la delicatezza ma anche con la profondità che ti contraddistinguono, e anche con la lucidità dello scienziato, perché ecco, ricordiamolo, Fulvio Hervas prima di tutto è un uomo di scienza, poi è diventato scrittore, o forse è sempre stato scrittore anche da piccolo nella testa, e poi sì, è una malattia. È una malattia. Allora ti auguro di non guarire mai. No, la mia maestra mi odiava di elementare, perché facevo i compiti a casa di 350 pagine e mi dicevo ma sono paginetta, no? Io, no, maestra, ho questa storia, 7-8 pagine, quindi. Anche la simbologia ovviamente tu hai scelto l'effimera, ti avevo scritto perché ho detto come la definisco una farfalla, ho detto no, per fortuna ho chiesto perché altrimenti mamma mia bisogna un lepidottero, no? No, ho detto non sia mai, mi sono fermata in tempo, per fortuna veramente mi toglieva il saluto, però questa simbologia degli insetti ti è cara anche nel piccolo libro, il piccolo libro di entomologia fantastica. Sì, il mio migliore libro, ma è una meraviglia. Perché allora quando cresci e studi ti rendi conto che l'uomo è interessante ma non più interessante degli altri viventi, no. Cioè noi siamo circondati da una rete di organismi viventi che sono complessi, interessanti. Io non sono appassionato di funghi, i funghi ci seppelliscono, che sta una botta ai ciodini, ragazzi. Sterminio, e quindi ho mollato libri di tutto, e domani mattina vado. Vai. 6:15. Ma sei uno di quelli gelosi dei propri posti? No, perché noi no. Abbiamo il radar nella testa, siamo in 4. Io tra l'altro uno dei libri che sto scrivendo, che vorrei finire ma sto scrivendo, è la storia di 4 adulti che vanno a funghi. Il romanzo non è altro che quello che loro si raccontano in attesa che poi in realtà è una piena di riflessione sulla vita, anche ironico, sono 4, di cui 3 veri e uno inventato. Il dentista del romanzo è inventato. No, voglio dire, quando uno studia, scopre che le piante sono, lo dice Mancuso, ma sono geniali, che gli organismi viventi hanno forme di attività mentale complesse. Noi ci mangiamo, il porseo, ma il porseo è equivalente a metà dei miei studenti tra i 5 e mezzo e 6 meno, come capacità cioè, è chiaro che se tu chiedi al maiale, no? Fammi 7x5 non sa cosa fare, tu dici al maiale scovami, no? 4 molecole su un'unità di volume di 500.000 metri cubi e ti scova, c'ha 9 in percezione, c'ha 2 in matematica, dipende dai criteri che usiamo, insomma, voglio dire, in bosco se uno studiasse
cosa fanno i funghi in bosco, cioè la rete, i micelli in bosco, noi raccogliamo soltanto l'organo riproduttivo, quindi siamo quelli che impediamo poi, cioè, che facciano sesso, mettiamola così, siamo quelli che togliamo la soddisfazione della vita ai funghi, e questo è, cioè, ah no, lasciamelo un attimo, no, via, a casa. Ma sotto fanno simbiosi, cioè la maggior parte della biomassa del mondo è in simbiosi, non è in competizione, è una balla micidiale, cioè noi abbiamo il modello della gazzella, del leone, balla, una balla totale, sotto si collaborano i funghi, i microrganismi, la rete se noi applicassimo, no, il modello simbiotico di quelli che noi altri se mangiamo per fare il risotto, vivremo in paradiso, perché abbiamo mezzi culturali, economici, tecnologici. Questo sarebbe il paradiso, cioè noi gestiremmo la rete economica, sociale in paradiso, ma secondo bisogna invece competere, perché l'uno questo, no? ed è ovviamente quello che produce poi i conflitti, ricordati che è dissipazione. I viventi non fanno dissipazione, cioè hanno un senso di utilità biologica. Noi altri dissipiamo vite, energia, giornate alle volte, sogni, no? L'efficienza biologica dovremmo impararla con umiltà. Se la facessimo saremmo, perché poi abbiamo strumenti, siamo una specie cretina, no? Potremmo fare davvero delle cose incredibili. Però bisogna imparare, bisogna tornare a dire non siamo la punta del creato, no, siamo sulla base come tutti, impariamo dai funghi, dai pianti, dai licheni, fungo e alga. Cioè, no. Noi ci estingueremo, la terra e tutti gli altri viventi continueranno. Sì, certo. Cioè, noi duriamo poco rispetto alle specie importanti. Pensate ai dinosauri che vivono 200 tanti milioni di anni, capite? Noi nell'arco di 100.000 anni la nostra, siamo in aranco, 100.000 anni dal punto di vista biologico è nulla. Non soffia. Vi leggo 2 righe e chiedo scusa alla platea, chiedo scusa anche all'autore per la mia interpretazione, però mi piaceva così ritornare al tema del tatuaggio, che è un po' l'ossatura di questo romanzo, con tutte le metafore che poi si porta appresso. La pelle come confine identitario. Il tatuatore, Stucchi se ne stava convincendo, disegnava una narrazione, talvolta suggerendo trame. La sua arte non affronta però superfici morte, muri o tele, non affolla le sue opere musei o chiese. La pelle è una tela che respira e il tatuatore arreda superfici complesse, cangianti, mortali. Le sue creazioni hanno una scadenza fisiologica, il tempo di una vita, e non tutti gli artisti sono in grado di accettare un limite intrinseco alle loro opere. E questo io ho trovato un passaggio bellissimo, perché ci costringe a riflettere anche sull'arroganza nostra umana. È chiaro che la cosa che mi ha colpito davvero quando ho visto centinaia di immagini, di tatuaggi, guardate che c'è il tatuatore del mercato, c'è il tatuatore che fa un tatuaggio a 60.000 euro, i 10 grandi tatuatori italiani, di cui sono Madonna, questi, no? E gente che sono degli artisti di altissimo livello, e tu vedi dei disegni su pelle che sono altro che Michelangelo, cioè, ragazzi, cosa. E ovviamente è un altro mondo, ma lì qual è la vera sfida? Quella che dice, che lei ha letto nel libro, no? Che l'artista è uno che si relaziona con un vivente, costruisce un'immagine o più immagini legate alla relazione tra lui e quel vivente, no? Stiamo parlando di un artista, stiamo parlando di quello del mercato che fa la 8 rovesciata all'infinito, quello che tu vai lì, sai, lo paghi, ed è uno con cui ti relazioni, no? Dopodiché è uno che fa su una superficie complessissima come la pelle umana, che invecchia, che cambia, quindi l'opera assume la sua bellezza contingente, poi cambia, non solo, quell'opera muore col soggetto che l'ha voluta, muore, se ne va, te la porti con te in paradiso, no? Ed è un'idea incredibile non solo di arte, ma di relazione
con la rappresentazione, nulla, ed se pensate, nulla, perché la vita ci insegna la transitorietà, che spesso la prendiamo in negativo, in malinconico. Invece la persona che ha strumenti di testa caratteriali sa che il cambiamento, che è il motore della vita, è un'occasione costante per migliorarti, per fare, per non perdere tempo, per scegliere correttamente le relazioni, per dargli peso perché è importante, no? Mentre al contrario la diluizione, spesso banale, perché corriamo, io per primo, dal lavoro, mille cose inutili che facciamo, tanto, sempre sta così, no? Ma tanto non è così. Io ho avuto, sembra strano, ho avuto i capelli scuri, si cambia, è così. E se mi tatuassi, io per esempio sono uno che non ama il tatuaggio, né ho simpatie particolari, io non ho nessun tatuaggio, non ho parenti tatuati e non ci penso nemmeno lontanamente, ma non è che non sento la forza non del venditore di immaginette, ma dell'artista con cui tu hai una relazione. Ma sì, ma cosa vorresti sul tuo corpo? Non lo so. Allora proviamo a vederlo insieme e prova a tracciarlo e prova a costruirlo. Ci sono tatuaggi che durano 2 anni, non so quello che 250 euro. No, c'è gente che va 2 anni, 3 anni, c'è gente che si fa delle opere artistiche che vanno costruite con attenzione. È chiaro che questa è la grande borghesia, no? Ma anche qui il tatuaggio non è stato soltanto fatto, come pensiamo noi, dai carcerati, dai marinai, no? Anche i cristiani a Gerusalemme avevano la loro forma, ma è stato fatto dalle classi colte. Cioè, gli ultimi decenni dell'Ottocento, lo stile orientale, soprattutto il giapponese, che è il massimo, no? Nel mondo, è il massimo per abilità, viene portato in Europa e assunto dalle principi inglesi, dai conti, da quella che è l'alta classe dirigente europea, tedesca, francese, inglese, no? Perché lo fa? Perché allora quel tipo di tatuaggio era un elemento di superiorità, una dimostrazione di superiorità. Poi ha avuto delle cose tremende, cioè i soldati americani seconda guerra mondiale tatuavano il numero di matricola perché se fossero morti poi li ritrovavano. I soldati coreani del nord pigliavano i coreani del sud e gli incidevano offese tremende sulla pelle sotto forma di tatuaggio. È stato anche questo, quindi rimaneva per tutta la vita un'offesa tremenda. Io bastardo, ti uccido con la cancra di tua sorella. Qui è stato di tutto, ma vi ripeto, cioè, quando si vedono poi delle opere dei grandi artisti, tresti. Massimo Malanotte, che in arte è Michelangelo, è figlio di un avvocato molto importante di Treviso. Ad un certo punto fai dire a uno dei tuoi personaggi che gli avvocati, quelli grossi, quelli importanti, vincono sempre. Certo. Anche se qualche volta con fatica. Sì, chiaro che io ho questi rapporti di forza, nel senso che i grandi avvocati che difendono le grandi lobby economiche, cioè, quelli che hanno tutelato per esempio nella fase di espropri e di compensazione della pelle montana veneta, è chiaro che hanno la propria parte e questi vincono. I grandi studi di avvocati, ma non solo americani, che vediamo nei film, no? che sono qui a Treviso, sono a Roma, sono a Padova, è gente che, perché lì siamo sugli snodi, gli hub del potere, e gestire il bene o il male ti dà forza incredibile. Nonostante questo però la famiglia Malanotte, che è un nome inventato naturalmente, non c'è nessun avvocato, perché se no ti trovavi nei avvocati, deve subire a porta di casa. Sì, deve subire quello che è al funerale del proprio figlio, del Duomo di Treviso, quindi protetti, no? Eccetera. Giù dalla scalinata del Duomo ci sono tutti i tatuati clienti di Massimo Malanotte che si mostrano il tatuaggio, cioè aprono al morto, ai parenti del morto, ma insomma alle istituzioni, alla società borghese trevisiana, fanno vedere tutto.
la pancia, le tette, la schiena, tutto quello che era tatuato. Quindi è come se provate a immaginarlo dal punto di vista filmico, no? Tu hai il Duomo, no? Esce la bara e sotto centinaia di persone, decine e decine di persone che mostrano il loro simbolo, no? La goccia di arte che questo ha lasciato su quel corpo. Ed è, infatti, Antonio Padovan che l'ha letto, questa qua vuoi fare il film. E quindi questo mi dà il gancio per Antonio Padovan, strong. Antonio Padovan è giovane, intelligente e è acuto osservatore, ma così mi dai lo spunto per farti l'ultimissima domanda e poi lasciare spazio alle domande dal pubblico. Sei emozionato? Come vivrai il 30 di ottobre per la prima in TV? Allora, ti dico già, avrò accanto 4 infermieri, di cui 2 sono le mie, anzi 5, 2 sono le mie cognate, che sono poi in realtà le sorelle di Piccolo Dotti. Naturalmente lo posso dire qui, non posso mai dirlo nella televisione, perché non posso dire alle mie cognate, guarda che siete le sorelle di Piccolo Dotti, no? Veronica e Sandra. E quindi avrò bisogno di qualcosa. Lo sai che siamo in diretta, vero? Cancella tutto. Sul serio? Sono morto come lì a casa. E allora lo vivo con 2 equivalenti stati d'animo. Uno, sono contento perché io ho visto dei frammenti. Allora, la RAI è un transatlantico, che ci piaccia o meno, cioè è una grandissima azienda, potentissima, strutturatissima, su cui non si fanno giochini. Poi può fare una cosa fatta bene o fatta male, ma è una macchina, no? Io sono andato un giorno sul set e so che sta la quantità di persone che sta dietro il regista, e ti dice, ma signore Dio, pazzesco. E quindi da questo punto di vista ho visto dei frammenti, quindi, che mi ha fatto vedere il regista Atanasio, e sono esteticamente bellissimi, perché hanno giocato molto sulla mostrare la bella Treviso, no? Ho visto un paio uno secondo me davvero simbolico, una postura di Battiston, no? che guarda il mondo, in cui ho visto Stucchi, cioè una fisicità di uno che non è solo pagato per fare Stucchi, ma che lo sente, lo vedi? È come se guardasse, se fosse davvero quel poliziotto. Questo mi conforta, e quindi sono convinto che lui ha voluto farlo e lo fa bene. Dopodiché però questo bisogna dirlo, il format della televisione è un format che ti dà la RAI, cioè la RAI ti decide, no? 65 minuti che cosa accade. La tecnica, poi tu la storia la racconti tu, no? E su questo non puoi mediare, quindi hanno dovuto trovare dei morti, no? Per metterli dentro un meccanismo narrativo, no? Non potevano ovviamente tirarli fuori, perché io non li ho pensati, e sono davvero degli omicidi che sono poco televisivi. Filmici sì, perché 100 minuti non è 65, no? È diverso. Quindi ha funzionato un po' con quello di Antonio Padovan, con Finché Prosecco. E quindi liberamente tratti vuol dire che quello che guarderà, io spero che un po', insomma, è una serie televisiva costosa, è una delle più costose di quest'anno, perché dietro c'è il progetto di rilanciare il racconto a nord-nord-est, perché c'è un'idea, no? Abbiamo raccontato troppo il sud, quindi quando è venuto a Treviso il responsabile della RAI, che Mona non è, che c'è qui che dopo Metischei, eccetera, in questi anni abbiamo, eccetera, c'è stato un maggior peso di racconti non solo della Sicilia, ma insomma della Basilicata, della Puglia, no? Raccontiamo un po' di più. Con Ilaria Tutti raccontiamo il Trentino, con Studi raccontiamo il Veneto, che è una scelta deliberata che ha fatto la RAI, cioè una scelta tra virgolette politica, mettendoci diversi milioni di euro. E dopodiché è chiaro che probabilmente al lettore di Stucchi, quello che è abituato a vederlo muovere, gli farà un effetto, quello che non conosce minimamente le storie dirà, però insomma dai, speriamo che sia almeno come Costas, come Fresi, quello appena fatto, no? Che è andato abbastanza bene, cioè Rai 1, 4 puntate, uno share del 19-20% che è molto buono, quindi forse fanno un altro giro, perché funziona così: asticella lo stabilisce la Rai,
sei sotto grazie ad aver partecipato, se invece sopra rischiano di fare una seconda giro. Qual è la cosa che ovviamente poi la casa editrice, soprattutto io il libro l'ho scritto, che poi questo chiami nelle librerie e la gente dice ma chi sei sto stucchi qua che va a rompere insomma in televisione, e quindi si è incuriosita poi da questo e dagli altri, dalla storia insomma, del personaggio. Allora noi che vogliamo bene a Fulvio Evas guarderemo la TV, così alzeremo lo share.